Buonasera ai titoli. A Catania per mesi l'anno scorso seminarono il panico con risse e pestaggi all'ex Dogana, condannati 6 componenti del branco. Saranno interrogate domani le 2 donne fermate a Catania per aver dato fuoco a una 26enne al culmine di una lite. Intanto la ragazza in prognosi riservata per le ustioni rischia complicazioni polmonari. Strage di Altavilla Milicia, la coppia diabolica era in casa nei giorni del massacro. È in corso la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca, il muratore che ha confessato gli omicidi della moglie e dei suoi 2 figli. Dargli una ribalta è un errore che ci porta altro dolore. Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, si dice contrario alla presentazione del libro che racconta la vita di Giuseppe Brusca, oggi pentito. A Catania è sempre più sosta selvaggia, vi mostriamo i parcheggi in via Santa Maddalena in piazza Asciuti, esempi di inciviltà. Il Marocco vince il campionato del mondo del couscous nel festival di San Vito Lo Capo a confronto chef di 10 paesi all'insegna della pace e del dialogo. Calcio, il Catania batte 1-0 il Monopoli capolista e si rilancia in classifica, dilaga il Trapani con la Turris. Eccoci ancora, buonasera. Per mesi lo scorso anno seminarono il panico con risse e pestaggi all'ex Dogana di Catania. 6 componenti del branco sono stati oggi condannati. Sentiamo Adelaide Barbagallo. 6 condanne dai 3 anni ai 5 anni e 8 mesi e 2 assoluzioni. Questa è la sentenza del gruppo di Catania Ottavio Grasso nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta sulle risse e i pestaggi avvenuti all'ex Dogana Club e accusati a vario titolo di estorsione, lesioni e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo, capeggiato da un 15enne parente di Andrea Nizza, figura apicale del clan appartenente alla famiglia catanese di Cosa Nostra Santa Paola Ercolano, avrebbe spadroneggiato all'interno del locale con avventori e addetti ai lavori, ingaggiando finte risse per creare disordini ed estorcere entrate e consumazioni gratuite. Per il minore si procede separatamente. Il GUP ha inoltre interdetto i condannati per 5 anni dai pubblici uffici. È stata stabilita una provvisionale di 10.000 euro a titolo di risarcimento per la società che gestisce l'ex Dogana Club, che si è costituita parte civile. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta al nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, ha tratto origine dall'episodio di un violento pestaggio commesso nel febbraio 2023 all'interno del locale. Da questo spunto sono stati ricostruiti, anche con l'acquisizione di filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza della discoteca, altri episodi di violenza avvenuti tra febbraio e giugno 2023. Restiamo a Catania, saranno interrogate domani le 2 donne fermate per aver dato fuoco a una 26enne al culmine di una lite. Intanto la ragazza è in prognosi riservata per le ustioni e rischia complicazioni polmonari. Ci dice tutto Lorena Dolci. Una lite che andava avanti da mesi. Sarebbero iniziate a gennaio le schermaglie tra 2 famiglie scaturite da una lite tra ragazzine. 2 dodicenni che si contendevano lo stesso ragazzo. Lascialo stare, lui è mio. Quelli che dovevano essere i primi palpiti di cuore sono diventati una faida tra gruppi familiari legati ad ambienti della criminalità catanese. È così che dopo un SMS di fuoco e l'ennesima lite per strada, l'incontro chiarificatore si è trasformato in spedizione punitiva. 2 donne arrivano in auto sotto il palazzo in via Capuana, sul marciapiede un gruppo di amici e parenti, poi il gesto improvviso, la benzina lanciata che manca il vero obiettivo e prende in pieno la sorella di 26 anni che neanche abitava lì e forse voleva fare da paciere. È un momento, le fiamme avvolgono Giusy. In meno di 48 ore la polizia ha fermato 2 donne con l'accusa di tentato omicidio. La ragazza ha riportato ustioni gravi sul 20% del corpo. Le ustioni hanno coinvolto il viso, il collo, gli arti superiori, ma principalmente hanno coinvolto le vie aeree superiori e probabilmente anche una parte delle vie aeree polmonari. Tutto questo impone in questo momento il suo ricovero presso la rianimazione con un'assistenza ventilatoria attraverso un tubo, ma non è detto che domani non debba essere necessario effettuare una tracheostomia per consentire la terapia di quello che sono le lesioni polmonari.
La Procura di Catania ha depositato la richiesta di convalida del fermo delle due donne, che dovrebbero essere interrogate nelle prossime ore. Non sono ancora noti i nomi delle indagate, ma sarebbero la madre e un'amica di famiglia di una delle due minorenni, che non hanno preso parte alla rissa, tutta al femminile. Le indagini della squadra mobile proseguono per individuare eventuali altri responsabili. Una ragazza di 18 anni ricoverata nell'ospedale civico di Palermo in coma dopo aver bevuto un cocktail in una festa in via Candelai. La giovane è risultata positiva agli esami tossicologici e si trova in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno le avrebbe messo della droga nel bicchiere. Il locale è stato sequestrato dai carabinieri e le condizioni della ragazza dopo il ricovero vanno lentamente migliorando. Adesso andiamo alla strage di Altavilla Milice. La coppia diabolica era in casa nei giorni del massacro, lo rilevano le analisi dei tabulati telefonici. Intanto si sta per chiudere la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca, reo confesso dell'omicidio della moglie e dei suoi 2 figli. Marco Gullà. Massimo Carendente e Sabrina Fina erano in casa con Giovanni Barreca e la figlia nei giorni del massacro nella villetta di Altavilla Milice. Le analisi dei tabulati telefonici smentiscono la difesa della coppia, che ha sempre detto di non essere stata in casa Barreca mentre veniva eseguito un folle esorcismo sfociato poi nel massacro della moglie del muratore e dei suoi 2 figli. Gli accertamenti tecnici eseguiti sui tabulati telefonici su input della Procura di Termini Imerese sostengono il contrario, confermando quanto raccontato da Barreca e dalla figlia, rei confessi, che hanno parlato della presenza e del ruolo attivo dei 2 sia nelle torture che negli omicidi. Intanto è in corso la perizia psichiatrica che dovrà accertare se Giovanni Barreca sia capace di intendere e di volere. I consulenti incaricati dalla Procura di Termini Imerese hanno già incontrato 2 volte in carcere l'indagato e contano di completare il loro lavoro con un terzo colloquio. Poi elaboreranno le conclusioni che verranno consegnate ai PM. A stretto giro i magistrati dovrebbero poi chiudere le indagini. La perizia era stata chiesta dai PM e dal legale di Barreca, Giancarlo Baracato. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio attorno al cimitero di Catania, nel quartiere del villaggio Sant'Agata, in via Madonna del Divino Amore. L'alta colonna di fumo, la vedete, è visibile appunto da diverse parti della città. Le fiamme sono divampate vicino a un distributore di benzina. Per precauzione, dunque, polizia e vigili del fuoco hanno chiuso le strade limitrofe alla zona interessata dal vasto rogo. Non si sa ancora la causa dell'incendio, intanto si sono alzati in volo anche gli elicotteri dei vigili del fuoco. Dargli una ribalta è un errore che ci porta altro dolore. Così Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, si dice contrario alla presentazione del libro che racconta la vita di Giuseppe Brusca, oggi pentito. Lorena Dolci. Un pentito, un libro, è una delle pagine più raccapriccianti della storia di mafia. L'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e poi sciolto nell'acido per punire il padre Santino, colpevole di aver iniziato a collaborare con la giustizia. A commettere quell'omicidio fu Giovanni Brusca, detto Uverru, il porco. Fu lui a premere il telecomando della strage di Capaci, fu lui a confessare oltre 150 assassini, ma neanche ricordo i loro nomi, dice l'ex mafioso, che dopo 25 anni di carcere è uscito il regime di sorveglianza e si racconta nel libro scritto dal vicepresidente di Libera, Don Marcello Cozzi. Ma la firma dell'associazione antimafia non basta ad evitare le polemiche. Non bisogna dare visibilità agli uomini di Cosa Nostra che hanno martoriato il territorio e portano dolore e morte, dice Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, alla notizia della presentazione del libro a San Giuseppe Iato, il mandamento in cui l'ex boss ha mosso i primi passi. Su questi personaggi, aggiunge, deve calare il silenzio. Dargli una ribalta è solo un grave errore. Per il sindaco del comune Giuseppe Siviglia il libro non elogia Brusca e neanche lo riabilita. Brusca rimane quello che è, ma era giusto presentarlo da noi per scuotere le coscienze. A parlare anche Franca in Bergamo, il magistrato della DDA, che quando lo incontrò da collaboratore si rifiutò di stringergli la mano. Il suo racconto può suscitare un comprensibile orrore, dice, ma poi ho potuto apprezzare la sua collaborazione che ha dato un grande contributo processuale. In Sicilia la crisi idrica si aggrava con le riserve d'acqua ridotte della metà rispetto all'anno scorso, in vasi quasi prosciugati. Il presidente della regione Schifani ha convocato un vertice per affrontare l'emergenza e accelerare sugli interventi immediati. Giro Italia.
La crisi idrica in Sicilia si fa sempre più grave, le riserve d'acqua sono ormai dimezzate rispetto allo scorso anno, mentre temperature record e mancanza di piogge hanno ulteriormente aggravato la situazione. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha presieduto un vertice a Palazzo d'Orléans per fare il punto sugli interventi in corso e quelli necessari per evitare ulteriori criticità. Si punta sull'apertura di nuovi pozzi e sull'uso di autobotti, ma il vero problema resta la dispersione d'acqua nelle condutture. Le previsioni meteo indicano poche piogge anche per ottobre, rendendo urgente l'adozione di misure immediate. Situazione critica soprattutto alla diga Ancipa, dove il prelievo è stato ridotto drasticamente e la riserva potrebbe esaurirsi entro dicembre. Nei giorni scorsi il commissario per l'emergenza idrica Salvo Cocina ha sollecitato i sindaci a cercare soluzioni alternative, puntando soprattutto sui nuovi pozzi per ridurre ulteriormente il prelievo dall'invaso. Schifani intanto ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di euro per riattivare i dissalatori di Gela e Porto Empedocle, ma rimangono forti dubbi sulla reale fattibilità e sui tempi di ripartenza di impianti fermi da oltre un decennio. Le immagini del vecchio dissalatore di Gela che vi abbiamo mostrato in anteprima raccontano con crudezza lo stato di degrado di un impianto fermo ormai da 12 anni. Intanto in molte città come Agrigento, Caltanissetta e Enna continuano le proteste per i continui razionamenti e i disagi idrici. Nella città dei Templi il prossimo 3 ottobre è previsto un nuovo sit-in. Ad oggi le prime attese piogge autunnali non sono bastate a placare gli animi, ma solo ad attenuare la carenza negli invasi. I pericoli della zona industriale di Catania. Oggi vi mostriamo le condizioni di degrado del ponte sull'ottava strada. Piloni e parapetto cadono a pezzo e quindi si chiedono interventi urgenti. Sentiamo Tonino De Mani. Il pilone si sbriciola, il parapetto cade a pezzi, blocchi di cemento che si staccano e finiscono per terra, montagne di spazzatura sotto il precario impalcato. Offre un indecoroso e pericoloso spettacolo il ponte nell'ottava strada della zona industriale di Catania, che da anni attende interventi di riqualificazione. Non servirebbe alcun commento a queste immagini con il ferro arrugginito che fuoriesce dal manufatto, che tra l'altro si sgretola con le dita. E pensare che sotto e sopra la fatiscente struttura passano auto e mezzi pesanti. L'ennesimo grido d'allarme arriva dal segretario provinciale dell'UGL Metalmeccanici Angelo Mazzeo. I lavoratori che giornalmente vanno a lavorare alla zona industriale hanno paura, hanno difficoltà a oltrepassarlo. C'è anche una discarica sotto che si può trasformarsi in una sorta di bomba ecologica, dove già la scorsa estate, quella appena conclusa, hanno dato fuoco 2 volte e addirittura l'aria era talmente irrespirabile che diverse unità produttive che sono nella zona sono dovute uscire appunto dalle aree di produzione. Da queste parti, per ovvi motivi, dormire sotto i ponti non conviene. Per Mazzeo l'ipotesi abbattimento è l'unica strada percorribile. Va in qualche maniera abbattuto, dove si deve inevitabilmente pensare a fare qualcosa di sostitutivo. La strada è di proprietà dell'amministrazione comunale di Catania, del comune di Catania, quindi inevitabilmente noi facciamo un appello al sindaco Trantino, chiediamo un sopralluogo congiunto per verificare quelle che sono appunto le condizioni sia delle fondamenta che anche del manto stradale, perché su più punti ormai è totalmente degradato. Sull'argomento occorre una seria e soprattutto urgente soluzione per evitare danni peggiori. E non ci sono a Catania solo le strade dissestate, anche la sosta diventa selvaggia per gli autoveicoli. Vi mostriamo le immagini dei parcheggi in via Santa Maddalena e in piazza Sciuti, veri esempi di inciviltà. Parcheggi folli in piazza e in piena isola pedonale, sosta selvaggia sulle strisce pedonali e anche sotto la segnaletica stradale, ed ancora parcheggi controversi dove si intravedono le strisce blu che invece sono state cancellate con un po' di smalto grigio, ma che comunque traggono in inganno. Esempi controversi di parcheggio nel centro storico di Catania e segnalazioni che piovono nella nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In via Santa Maddalena, non distante la salita di San Giuliano, un nostro telespettatore ha inviato la foto di una macchina ferma con numerosi verbali presi in giorni diversi. In questo caso la distrazione potrebbe prevalere sull'indisciplina, visto che quotidianamente file di auto, a volte con regolare tagliando della sosta a pagamento, parcheggiano in via Santa Maddalena, compresa una macchina con pass per disabili. In piazza Sciuti invece non c'è dubbio, qui regna sicuramente l'anarchia, con auto e scooter sulla piazza e montagne di spazzatura ovunque, e siamo a pochi metri dalla centralissima via Etnea. C'è chi, prigioniero in piazza, cerca addirittura di smontare il proprio specchietto a causa di una macchina in doppia fila. I cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli e naturalmente l'installazione delle telecamere, unico rimedio per fronteggiare l'emergenza.
Una breve pausa, poi ci occuperemo dei cinghiali che sono diventati un vero e proprio incubo per molti agricoltori siciliani. Quasi estinti in Sicilia, i cinghiali numerosi nelle campagne palermitane sono ormai l'incubo per coltivazioni ed orti. Sentiamo Desiree Ferlito. Scene come queste sono all'ordine del giorno nelle campagne del Palermitano. Qui siamo in contrada Roccabianca tra Marineo e Bolognetta. A filmare è Francesco Calderone, proprietario di un'azienda vitivinicola, dove i danni provocati dai cinghiali ormai non si contano più. Un danno di circa 700.000 euro perché per esempio nel 2022 i cinghiali hanno divorato circa 2.000 quintali di uva, cioè 200.000 kg di uva. Un danno enorme, ci racconta Francesco, anche per i lavoratori, impegnati a cacciare senza successo i cinghiali giorno e notte. Francesco ha denunciato più volte. Ma possibile che nessuno riesca a fare nulla e a preservare il lavoro? Cioè, è diventata una cosa ingestibile. Cioè, io sono costretto in pratica a vendermi le quote dei vigneti e spiantare tutto e andarmene a passeggiare, però le 40 persone che mi girano attorno saranno costrette ad andarsene. Sull'altro fronte c'è poi chi ha imparato a convivere con questi esemplari diventati ormai una piaga per coltivatori e orti. Nel non lontano bosco di Godrano c'è Mario, l'uomo che sussurra ai cinghiali. Dai, venite qua, venite, dai, vieni qua. Mi spiace per i danni agli agricoltori, ha detto, ma a me questi animali fanno simpatia. Li aspetto tutte le sere per mangiare i croccantini con i gatti. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous a San Vito Lo Capo, dove 10 chef da 10 differenti nazionalità si sono incontrati all'insegna dello scambio tra culture e soprattutto nel dialogo. Eva Spampinato. Quello che vedete è solo il momento finale di 10 giorni di incontri, eventi, workshop per grandi e piccoli, musica, competizioni culinarie che più che gare sono una vera e propria celebrazione della diversità e della pace attraverso il cibo, anzi attraverso un cibo, il couscous, protagonista del Festival di San Vito Lo Capo, un piatto che racchiude in sé una forte valenza simbolica, alimento universale capace di adattarsi e integrarsi nelle tradizioni culinarie di molti paesi. Me l'avevano spiegato che qua al Couscous Festival i cibi erano di grande livello, ma non così. Qui siamo a livelli altissimi. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest che ha messo a confronto chef di 10 paesi con il debutto di Russia, Ucraina e Cina. Lo slogan di quest'anno, Granelli di Pace, riassume l'essenza di un evento che dopo 27 anni si propone ancora una volta non solo come festival gastronomico, ma anche momento di integrazione culturale e dialogo, utilizzando la cucina come strumento di unione e ponte tra culture diverse. Storia ben rappresentata dal team di Medici Senza Frontiere. Voi state mangiando un couscous contemporaneo con questo gusto che è suo, che un anno fa è arrivato in barca, è arrivato a Lampedusa come tanti altri ragazzi che non ce l'hanno fatta, la prima volta si è spaccata la barca. La serata si è chiusa con il concerto di Big Mama, artista apprezzata per i suoi testi schietti e potenti che affrontano temi come discriminazioni e omofobia. Una breve pausa, poi il calcio col Catania e il Trapani. Eccoci al calcio, il Catania batte il Monopoli, torna al successo e anche nella parte alta della classifica. La rete di Lunetta decide l'incontro. Nel finale bravissimo Adamonis che salva il risultato. Marco Carli.
Catania-Monopoli è un altro mattone, per dirla alla Toscano. Contro la squadra che si presenta al Massimino da capolista arriva un successo importante che apre a considerazioni. Primo tempo senza affanni ma senza guizzi, ripresa con il gol e qualche paura, compresa una traversa degli ospiti. In generale poi va detto che alcune partite, come quella con i pugliesi, l'anno scorso sarebbero andate diversamente. Ed è un dato da non sottovalutare in vista del futuro. Rischi sì, arrivati quando si è fatto sentire il peso delle 3 partite consecutive, ma anche capacità di soffrire e di portare a casa il risultato. E poi la caparbietà, quella mostrata da Castellini nel bellissimo recupero palla che ha portato poi alla rete di Lunetta, che ha deciso l'incontro. Sì, come col Benevento l'emblema è stato il salvataggio sulla linea di Sturaro. L'emblema deve essere quello deve essere la nostra identità, è il nostro DNA. Siamo contenti, abbiamo rischiato quello che dovevamo rischiare, era importante solo vincere oggi, quindi abbiamo fatto quello e siamo contenti. La fase più emozionante della partita è stata nella parte finale della ripresa. Occasioni in serie per entrambe le squadre, oltre la traversa di Bruschi, i biancoverdi sfiorano la rete in almeno altre 4 circostanze. In 2 di queste è bravissimo Adamonis su Yeboah e sullo stesso Bruschi, ma anche il Catania costruisce qualche opportunità per il 2-0, finisce invece 1-0, il pubblico esulta, Pelligra pure e Toscano può dedicare il successo a Daniele Faggiano, il DS è entrato nel cuore del gruppo. La sua presenza ieri, nonostante non sia al meglio, è stata importante. Gli auguriamo di tornare presto tra di noi perché i ragazzi sono affezionati a lui. Noi sappiamo quanto può dare al gruppo, alle dinamiche e quindi dedichiamo questa vittoria al direttore. Il Trapani cala il poker contro la Turris, conquista il primo successo al provinciale. Franco Cammarasano. Sembra aver inserito la quinta marcia il Trapani dopo i pareggi contro Taranto e Juventus New Generation. E così, dopo aver rifilato mercoledì scorso 5 reti al Potenza, ieri ne ha fatti altri 4 alla Turris, squadra imbattuta da 4 giornate, così come da 4 turni era imbattuto il portiere Marconi. E poi, cosa da non sottovalutare, sembra aver ritrovato il miglior Lescano. L'attaccante argentino, già 2 volte a segno contro il Potenza, ieri di reti ne ha realizzate altre 3, il primo al 19esimo, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di esempio su Carriero. Il secondo al 47esimo, stavolta di testa, su un cross di Benedetti, dopo che 2 minuti prima l'arbitro gliene aveva annullato uno per fuorigioco. Nel mezzo, al 30esimo, la traversa aveva negato il gol a Karic, tra i migliori in campo. Lo svedese però centrava il bersaglio al 33esimo della ripresa, mettendo al sicuro il risultato. A tempo scaduto, Lescano completava l'opera volando più alto di tutti, siglando di testa il definitivo 4-0. Ed è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.